vola sopra il filo spinato e si spezza l'osso del collo. Una giornata all'aria aperta in altopiano si è trasformata in tragedia quando un ciclista bassanese di 63 anni è rimasto ucciso in un incidente avvenuto in Val Maron, a poca distanza da Enego. Secondo le prime informazioni pare che Maurizio Pezzato sia andato a sbattere con violenza contro un filo spinato mentre pedalava in sella alla sua bicicletta su una strada sterrata. L'impatto è stato molto violento e l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, battendo con violenza il capo sul terreno. L'impatto gli è stato fatale e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte di chi era con lui. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del 63enne. In Valmaron sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Bassano e una squadra del soccorso alpino che ha portato il cadavere fino alla strada più vicina. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la bicicletta di Pezzato e l'area in cui si è verificato l'incidente sono state poste sotto sequestro.